Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione flash del pomeriggio del nostro audio video giornale di infofriulitv.net. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 244 nuovi contagi su 2763 tamponi, pari all'8,83%, di cui 405 test antigenici. I decessi sono 14, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 28 novembre e registrato successivamente leggero aumento ai ricoverati nelle terapie intensive, 56, e i ricoveri in altri reparti, che sono 607. Lo comunica il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 45.435, 9.603 a Trieste, 20.273 a Udine, 9.672 a Pordenone e 5.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 564 da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano nel totale 13.903. I decessi ammontano a 1.044, con la divisione seguente territoriale: 424 a Trieste, 634 a Udine, 296 a Pordenone e 90 a Gorizia. I totalmente guariti 30.088, quelli clinicamente guariti 656, in isolamento scendono a 12.584. Distribuzione di 1500 kit, ognuno composto da un tablet dotato da SIM e dati e software preconfigurati, un pulsossimetro e un termometro, attraverso i quali le persone sono monitorate con un servizio di telemedicina e potranno dialogare con il medico che in caso di necessità interverrà rapidamente. Il progetto, già partito nelle 3 aziende sanitarie regionali, è stato presentato oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e finanziato con i fondi donati dai cittadini all'inizio della pandemia alla Protezione Civile. Siamo la prima regione a sviluppare questo tipo di progetto, ha sottolineato Fedriga nella conferenza stampa.
L'aereo Ryanair atterrato ieri pomeriggio al Trieste Airport proveniente da Londra è l'unico giunto dalla Gran Bretagna nell'arco dell'ultimo mese in Friuli Venezia Giulia. In realtà la tratta prevedeva 3 collegamenti a settimana, ma a causa dell'assenza o dell'esiguo numero di viaggiatori la compagnia aerea aveva deciso di sospenderla circa un mese fa. Aveva ripreso proprio ieri, l'aereo era in volo quando è stata emanata la disposizione della sospensione da parte del Dipartimento Porti e Aeroporti del Ministero della Salute dei collegamenti aerei con la Gran Bretagna fino al prossimo 6 gennaio. A bordo, come ha precisato l'amministratore delegato del Trieste Airport, Marco Consalvo, c'erano 137 persone, tra le quali 3 bambini che sono stati tutti sottoposti a doppio tampone veloce e molecolare prima di consentire l'uscita dallo scalo. Dei 137 passeggeri, uno solo, un ragazzo, è risultato positivo asintomatico, tutti comunque sono sottoposti a quarantena con obbligo domiciliare, chi non può la trascorrerà in una struttura come il caso del ragazzo. L'aereo ieri è ripartito alla volta di Londra con 68 persone a bordo, di cui 2 bambini. Il numero dei prenotati era maggiore, ma al banco dell'accettazione si sono presentati soltanto in 69, uno dei quali con volo di rientro per giovedì ha rinunciato dopo aver appreso che non sarebbe potuto rientrare nel nostro paese. Se il volo per il Trieste Airport era occupato in gran parte da cittadini italiani, al contrario quello di ritorno trasportava soprattutto cittadini britannici. 2 istituzioni di riferimento del Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Fondazione Pordenone Legge, hanno stretto un accordo triennale dedicato alla diffusione della cultura e della promozione del territorio. È stato sottoscritto nel pomeriggio di oggi a Pordenone il nuovo protocollo di partnership che fino al 2023 vedrà le 2 fondazioni impegnate nell'ideazione e organizzazione di iniziative comuni nel corso dell'anno, sia al di fuori del tradizionale periodo di svolgimento di Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori che si svolge la terza settimana di settembre, sia di fuori nell'ambito cittadino all'interno del territorio friulano, toccando anche località della provincia di Udine. L'accordo è stato siglato in calce dai presidenti Giuseppe Morandini e Michelangelo Agrusti, rispettivamente presidente di Fondazione Friuli e presidente di Fondazione Pordenone Legge. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.